al pesce donne, che sei il pesce fresco. Curei donne, che sei il pesce fresco. Ehi, buon uomo, te lo presto il vostro pesce? È già freschissimo la vale. E mo per curei questi. Diamene uno. Ho questo, è già più grosso e anche più bello. E quanti messi? Sì che bessi per ea. Chiolè, grazie. Buon dì, Pasquale. Buon dì. Che tocco devo così che zesta veneziana. Pesce fresco, donne, pesce. Pesce. Pasquale, il pesce che mi avevo dato la settimana passata espulsava. Cosa dicevo? Ma sì, espulsava. È talmente fresco che devo mi salta via dalla cesta. Ben, allora dimmene uno dentro. Sì, di uno dentro. Mi vengo dentro e dammene uno dentro. Ma cosa facevo con un pesce? Sei un ignoto bocche che mangia. Avevo ragione. Ben, segni sul conto del signor Todaro. Non vendi più te. Segnerò. Aiuto, Pasquale, arrivederci. Buon dì Gregorio, buon dì al pesce! Pesce donne, pesce fresco! Pesce Cecilia! Il parun vecchio, ya sarà il zucchero, ya sarà il caffè sotto chiave. Ne vedremo dei belli. E così che sei caso che si possa bere il caffè stamattina? Con una domanda tu sei a bottega, con paura signora che noi beva. Perché siete il caffè in casa? Oh, se la sighinesi. Ma il parun vecchio, ya sarà il zucchero, ya sarà il caffè sotto chiave. Anche questa che siete nuovo. Tra le altre insolenze che ho sofferto dal mio messiere, ho anche da tollerare che mi serra il zucchero che mi serra il caffè. Oh, ma ya sa che sono un uomo che bisega per tutto, che pronto e ha di tutto. Zendantinello, la da un'occhiata al zucchero, ya da un'occhiata al caffè, e ha detto, varei, ha detto. Un pan di zucchero, 8 giorni se de botto finio. De una lira di caffè de botto non che ne sa più. E non che sa più reggo, e non che sa più discrezione. Uè, e ti otto su se roba, e portata in camera e serata in armer. Oh, sono tanto stufa di sti stomeghessi che de botto non ve ne posso più. Che diavolo di vergogna, in tanti anni che sono in sta casa ancora non sono padrona di niente. E quel sempio del mio marito, grande, grosso, con una figlia da maritare, che ha paura a parlare. Un uomo di 46 anni, marita, pare dei fioi, con un negozio in casa che butta bene, non sia padrone di spendere un ducato a suo modo, e sa vedere sta mostruosità che un capo di casa basta sgangolire il figlio, la gnora, la niesa e poi se la sa menare per il naso da un tangaro d'un fator che lo truffa e le conseggia ad essere un can col suo sangue. Certo e paron dico mi dico, la ciappa voler bene a lui e al suo figlio. E forse al figlio più che al padre. Un sempio, una loco, una mala grazia. Oh, dice del signor Nicoletto. Sì, di quella carazoggia del signor Nicoletto, figlio degnissimo del signor Desiderio, agente amorosissimo di quell'orbo del mio messiere. Se vogliamo dire la verità, signor Nicoletto non è po' tanto una maia grazia. Oh, che cara Cecilia, vi piacciono quel pampalunetto? Cosa morla che mi piace. A me, si sa, non mi da piace. E del resto, in verità, da seno. O suo amante mio messiere lo vorresti tornare in casa per farmi dispetto, ma se mio marito non che remedia, Cara sono parole non vorrà che a credesse. Io sono ande a vedere E credo che mi conosce. Ande a vedere chi sei, vi dico. Vado, se sì, vado. No che starà de penta in sta casa, se non fosse per quel puto, per quel Nicoletto, non che starà a neanche se mendorasse de oro. Signori sì, non vorrebbe mai che da me venisse nessuno. Non vorrebbe mai. Una signora che ha domanda. Chi sei? Ah, mi non so, mi credo che sia la signora Fortunata. Cosa sei, signora? Cosa sei sti musoni? No, se mi è ignato sta vita e a chi che mi piace. Ma con chi la gaveu? Mi sono andata a vedere chi sei, mi ha detto tirei a corda, mio tirà, e a porta basso e a saverto, e se veni un par un vecchio mi ha detto un mondo di roba. Oh, e venimo con sta musica. Ande, dice quella signora che la resta servita. Vago. Sì? Se mi sono sempre stata tosse, neanche a gnora non è sempre stata di zucchero. Signori sì, non vorrebbe mai che da me venisse nessuno. Ma... Padrona, che la fortunata. E come stai? Stai a bene? Oh, benissimo, Ela. Così. Prego, e a seconda. Grazie assai.
vorla levarsi il sendano. No, de sta stagione non è incomoda certo. E vorla un po' di fuoco sotto. Da seno, ho camminato e non ho freddo. Ma a me dica Sì? piuttosto, cosa fa la Sofia, signora Zanetta? Oh, poverassa, ben ben. Dopo che la cavu quella malattia in buon'ora, la Zevignon ha tanto fatta. E a diga, a vorla maridare a soputa. Oh, magari, che capitasse una buona occasione. Per dir la verità, sono venuto a trovarla giusto per questo. Da seno? Oh, da seno che un partito che era io per le manche, se gli tocca, voglio che a me benedisse. Oh, care le mie viscere, Chiseno. Avanti che dica che sia, mi assicura che sei stato di maridare a puta. E non ho giudito di sì. E suo marito? Vabbè, la mia Mario fa sempre quello che voglio me. E il signor Todaro? Oh, sarebbe bella che fosse contento il padre e la madre e che il nonno non si avesse da contentare. Sti vecchi, i vuole essere paroni di tutto. Sì. Adotta, per esempio, chi che ha da dare adotta? Oh, che la darà mio messiere, ma neanche per questo non può mica dir di no che la vuole dare, perché mio marito è un buonasso, lascia che il padre il faccia tutto quello che il vuole, ma come bisognasse, me basterà avere l'animo di parlare, sarà. Oh, della roba in casa che ne sei, che se la dote di suo mare, che se la mia. Vostre capitolo anche a me, sarà la puta, sarà maritare, e se mio messiere farà il macio... Oh, c'è una Marcoina che adesso strepiti. No, strepiti, non che ne ha da essere e non che ne sarà. Mio miser, se avaro, se stravagante, se tutto quello che ha vuole, ma ha sempre detto che vorrebbe che la puta se logasse, ma mica perché che già pensa, è così, per liberasse di una bocca di più. E a mi dica, il puto, chi sei? A diga io, cosa che darà li dedotta? Oh, ma cara, sarà fortunata. A vuol mettere il carro avanti ai bo. E sentimo prima chi sei il partito e poi che darà quella dotta che si convegnerà. Ma cosa gai? Ha paura che propone una persona ordinaria. Oh. Sarà che sei un fiore, una coppa d'oro, sarà che in sto paese non che ne sia altrettanto. Cosa che Sarà che sei un mio sermano. Caspita, suo parente! Signora, sì, cosa dice che sei eccezione? E ha una carica in aspettativa e avrà doboni 1000 ducati d'entrata e poi non faccio per dir ma non ha un vizio al mondo e se propriamente un gentilomo sarà che se signor Meneghetto Ramponsoli figlio di signor Massimo e di signora Scolastica Caramelli. Oh, cosa che la mi dice, signora sì, lo cognoso, magari son contenta. Se lo informate, questa mia figliola, sa lo che oracolo che la sé, sa lo che merito la gabbia, e sa tutto. Sanno anche che la sei propriamente ben fatta, che la sei un pometto deriosa. Vola che ne dica una di amica. E ha vista? Come quando? Mio figlio non pratica nessuno. In casa mia non vi è mai nessuno. Ma via, sono Marcoina non la vaga in collera. E ha vista al balcone, Sotto la gelosia. sotto la gelosia. E ha vista anche fuori di casa una mattina bognora. Se ne va col siale, tira fin sugli occhi. Oh, ma che importa? Lo sai, coi puti vol. Zanetta sa qualcosa, dunque. Da quel che ho inteso, Fuori. non sa mai parlare, ma con gli occhi credo che gli abbia fatto a parte sua. Ma dica, careia, Sì? cosa che darà li dedotta? E dica, e la signora Fortunata, cosa pretenderavelo? E il puto se ne passa di massapane di queste cose non se ne intende. Suo pare somari si rimette a mia discrezione. Che dirò, mio porta in casa sì e 1000 ducati, manco di quello che goda mia, la mia puta a noi potrà dare. Beh, si contai. E che li scriverà al banco? Signora Marcoina, medaglia positiva parola? Che dago la mia parola? E a porla mantenere la parola che ha mega dato? Con la mia parola sono capace di mantenerla. E basta così. E va a riverirla. Vada via così presto. Va a guardare la risposta. Oh. Ma, e diga, Sì? se venirò col puto, mi farà la vedere la puta? Così sarà il contratto. No, avanti. E la sei una signora che la intende? Niente, proprio niente. E la vede bene. Ma via, cara, e al di dal cuore si sta su certi rigori. Basta, così tratta di ella. A vuoi rivederla. E a diga, la metterai all'ordine, pulito? Non dico delle cosasse, ma chi se fa sa onore, che noi se fa sa burrare. Che se più di che io gano. Un bel anello, un per abiti buoni e sono soggetti. E a
vedrà. Merli, è a vera soprattutto Merli. No, sen dubito, sarà fatto il suo bisognetto. Arrivederci. Sei tu benedetta, sei tu contenta, Arrivederci. sei tu Oh, felice. misere mie. Mi come metto, ditto fatto. Padrona. Sono sicura che mia figlia starà bene, so che puto che il zè, so che casa che il ga. Oh, te Diana, se fa mio marito. Vieni qua, mo, signor Pellegrini. Non crie con me, vede? Che mi non ho colpa. Che cosa? Ho sentito in cucina che aveva criato per il zucchero e per il caffè. Non crie con me, che mi non so niente. Può da dire qualcosa che importa di più? De bene o de male? De ben, de ben. Sia ringrazia il cielo. Ho sempre paura che sia de male. Ho maridà vostra figlia. La sei maritata? Intendo dire che la sei promessa. E chi l'ha promessa? Come chi? Mi? Signor sì, mi? Vi opponeresti forse a quello che ha fatto vostra moglie? Mi non parlo, Lo so che sta casa non sono padrona di niente, ma non altro al mondo che questa mia creatura e sulla mia creatura crederà di poter arbitrare. Se è vero Sì. che la sei la vostra creatura. Ma crederà anche che la pusa un fiantino a mia figlia? Come dirò chi l'ho promessa, sarei contento un cavù. Bene, sentiremo se mi parerà. Se vi parerà. A me metteresti in testa di disfar quello che mi ho fatto. Mi dice che avevi promesso mia figlia e mi dice che sarò contento. Voglio che sia contento avanti di sapere chi sei novizia. Vostra moglie non è capace di pastramberie. Voglio che mi tasa? Taso. Signor Meneghetto Ramponsoli, lo conosceu? Signora no. Il suo pare, signor Massimo? No. E signora Scolastica? Penso. Che omus, non conosceu i parenti di signora Fortunata Marsioni? A me non conosco neanche le anguelle se non fate pesi marsioni. Oh, se non li conoscevo, li conosco mi. Benissimo. Il partito se è buon e ha potuto andare a stare da regina. Cosa dicevi? Cosa voglio che dica? Sarà così come dicevo, Mi pare che abbia promesso troppo promettere che sì, e 1000 ducati de dotta. Parmi cara, come mio pare sei contento, sono contento a mia. Bisogna che parlei. A chi? A chi? Eh. A una squacquarina di Francia? A vostro pare? E cosa voglio che dica mia lui? E dice che quello che ho detto mi. Ma se mi sta sentendo non la conosco. Se non lo conoscevo, la conosco mi. Ben bene allora parlerene voi, Mandela che sei un grantomo de stufa. principio a criare adesso, Ma cosa volevo? Che quella povera puta in casa la faccia la vita che ho fatto mi destrighe quella puta, signor Pellegrini, destrighe quella puta. Ma mi cosa voglio che faccia, Ma se un uomo sei un pampano, andi subito da vostro sorpare, dice che si capita sta bella occasione vabbè, e che vabbè. assolutamente non avevo da lasciarsi la scampare. Parleghi della dote, senti quel che dice, se avesse qualche difficoltà parleghi voi, dice che l'animo vostro dismissieve, butte via quella gnagnera, uomini senza sesto, piegore monzue. Ma che Con una scusa sei rabbia adesso andare in collera, ho una rabbia in corpo che propriamente non posso più sopportare. Parlo e voi non mi rispondete. Se perché penso cosa? a come che cosa introdurre il discorso come io sorpare. Ma che cosa che avevo paura? Avanti, No, sempre! avanti. E ricordevi che chi si fa piegora, il lobo la magna, La piegora. lobo, La piegora la magna al lobo? il lobo magna la piegora. Mio pare me maiala. Oh, ma mira che sei un brantomo di avanti che stufa. andiamo a immaginare, guarda. Andi subito, vedi? Non che sei Andi pressa. subito, che sono te va venuto come a guarda vedere il corpo, che che sei del modo degli altri, prego il cielo che via. mi dà pazienza. Ma che uomini che si trova, ma tocca a me per mia maledetta disgrazia, mi che sono tutta spirito, tutta fuoco, e lui che sei un gnegna che propriamente parga il casca da tutte le bande. Signora Mare, Figlia mia, vegni, presto. cosa sei successo? Non riesco a mettere il doppione alle braghesse del signor Pare. Poverassa, e questa sei mia figlia, e che non la può mica dire di non essere figlia di suo pare. La sei un gnegna coffaelo. E mi perdiana di dia che non avrebbe paura se fosse in mezzo ad un'armata, guarda. Gregorio! Agonia! Venimo qua, signore. Olo. Sapi cosa che può dire?
che mi fa arrabbiare con sta pleba maledetta qua. Pare un morto che cammina in piedi. Cosa più con quel piatto coperto, Stai a Sueca a comprare il pesce. Ma quanti grave ho tolto? Per tutta un'armata, guarda qua, 5 cepai, 2 barboni e in più tutta la grancaria. Ma siamo tante bocche che mangia in sta casa. Non sa più spendere, non capiamo giudizio. Ma quando che tagliete, le tagliete stote, non è niente. Che andiamo tutti a buon viaggio, voglio che morimo tutti di digesta. E poi dopo dice degli altri, sapevo, perché mi sto in cucina e ho visto un fogaron del diavolo. A 1000 legna noi me le dona, sapevo, e non voglio assolutamente che se gli butta su in quella maniera. È stata ella in cucina. Sì, sostai. Cosa vorresti dire? Niente, mi non dico niente, ma cosa vengo a casa da spendere? Go trova il fuoco desfatto, e a carne non boggiva e ho criato tutti. Non c'è poi per boggere una pignata senza un carro di legne. Ma come vorrò che avvolga con sti secchi? Su pie, sul fuoco bisogna sempre suppiare. E come? E come volevo suppiare, vuoi? Su pie così, con passo mi, con un mantese, guardami mi. Ma mica sento cose da fare, non posso stare a tutta la mattina a fare il mantese. Non potevo che vada a suppiare la sera. E anche ella vada a lavorare, vada a fare gli etti, vada a scuola. Con poi la sera, dice che vada mia nessa, dice che vada a sommare. Figurarsi se lei vorrà andare in cucina. Con che c'è nessuno che va in cucina a suppiare, venite qua, cercatemi. Che andrò in cucina a suppiare. Bellissima signor sì che suppia finché vuoi. E adesso in cucina chi che sei? Per adesso in cucina che sei Cecilia. Cosa mi importa mica ancora se Cecilia? Mi va a domandare chi che sei in cucina. E mi vengo detto che in cucina che sei Cecilia. Cosa dicevo? Vengo detto che sei Cecilia. Su diventa anche sordo adesso. Già un vecchio bacucco sapevo che non capisce più niente. Sì, a cui arriva a certi anni sapevo. So ben più quel che mi dico. Gregorio, vieni qua. Guardami ben in del movimento della bocca quello che voglio dirmi. Perché tu sei sordo, sapevo. Sei più sordo dei sordi. Guardami in del movimento della bocca. Perché mi va a domandare? Chi che sei? È in cucina. Tieni qua mo. Sì. Guardami adesso il movimento della bocca. Perché mi vengo detto che è in cucina. E che sei Zitto, e non ce l'ho, se sapevo. Adesso che capio che se Cecilia la serva tanto che voleva. E mio figlio dove sei io? So poco ed era dell'acqua la patrona. Cosa sei io sta patrona? In sta casa non che c'è altri patroni che mi. Cosa fa, vedi? Cosa vorrò che sappia mi? Dove sei, la puta? E a puta è a sentinello. E cosa fai? Ya la ora. Cosa hai ora? Mi è parso che a mettesse i fondelli e braghesse del signor Pegri. E signor Desiderio, che sei io? Signor Siese dello studio. Cosa fai io? Mi par che scriveva. E il puto? E se dell'acqua so pare. Scrive io anche io. A mi non so da se non ho badati. Perché sei un sempio, un pampaiugo, un buon da niente. Bisogna sempre andare intorno con gli occhi aperti, sapevo in casa mia, guardare tutto, vedere tutto e poi dopo correre da me e sapermi a me riferire tutto di quello che vedevo, di quello che combina. Andate subito a dire a signor Desiderio che venga di qua che voglio parlare. Volo E vu? e mi? Dopo Dopo? andate in cucina. Adesso non che c'è niente da fare in cucina. Come non che c'è niente da fare adesso in cucina? Andate subito in cucina, ho detto, a metter su i risi. I risi.
I risi, sì, i risi. A sta ora? A sta ora, sì. Ma anch'uo vorrà disnare avanti mezzogiorno. Anch'io voglio desinare all'ora solita, sapevo. Ma i risi si mette su di buon'ora, a ciò che i cressa, a ciò che i passa passione. Se mai stavo in Fiorenza. Mi, signor sì, parlo con voi. No che sia altri che voi in sta camera qua. Con chi voglio che parla? Avanti rispondeme, se mai stai dove vo dito mi. No, ma io sai canai de Venezia cosa vollo che sia sta dove che disi bu. Sì ben. Visto sta in Toscana, sapevo. E ho visto come si cucina i risi. Ah sì, con gusto, e come sei cucina in Toscana? Sei fa boccer per 3 ore. E mezza lira di risi serve per 9, per 10, per 15, a volte anche per 26 persone. Benissimo, io sarà servita. I coseremo e a fiorentesca. Ma per mia me ne farò una pignatella e a veneziana. Guardi, cosa che fa mia gnora e mio figlio, e poi dopo corre subito da me e sappiamo io dir. Signor sì, che io savero dir, signor sì. Tutto sì, ma la spia non la voglio fare. Nessun fa niente in sta casa qua. Mio figlio è un aiocco, un pampaiugo, un buon da niente. Le donne non è giudizio. Gli spende i bessi inutilmente in tutti quei sporchezzi. Sì ben. A se non avesse signor desiderio, poveretto mi. So vecchio e certe fatiche non le posso più fare, sapevo. Gramo mi, sono che fosse io. E sei un uomo attento, e sei un uomo fedele. E sei nato in quel paese dove che sono nato anche a me. Siamo ai lontana un fiantin parenti, sì ben. Avanti che mora, lo voglio beneficare, sì. Ah, ma non voglio mica per beneficare io a privarmi mi, sapevo. Ho so vecchio, vero. Ma posso vivere ancora degli anni assai? O che sono stati altri? Sapevo che siamo vissuti fino ai 110, fino ai 118, fino ai 135 anni. Non si sa i negozi come chi possa andarsi, ben. Troverò ben la maniera di beneficarlo, senza dargli un beso del mio. Veio che il bien veio. Non voglio per altro che lui creda che mi abbia bisogno di io. Non voglio che il sen supervissa. Lo voglio beneficare, questo è vero, ma voglio che lavora e si sfatica dalla mattina alla sera come un muso. Son qua. Vedo. E cosa ne comande? Abbiamo finito di metter soso la scrittura. Non podesto ancora finir, vedi? Ma cosa diavolo feu? In cosa ve perdeu? Non fe niente vu in sta casa qua. A me me par di far qualcosa, sai? Mi rialto, mi piasso, mi appaiasso, mi scuodere, mi appagare. Andiamo avanti fino a domattina. Ma caro signor Todaro. Signor Todaro, una volta venivi da dirmi, signor patron. La compatissa, ma me par, secondo il buon ordine mercantil, che le incombenze che la ma onorade darne. Chi magna del mio pan, ma da rispettare. La ma onorade mettere me a suo meus. E il patron sommi. La buona bontà di dirmi che siamo un fiantin parenti. Se fossimo anche più parenti di quello che siamo. E il patron sommi. E voglio assolutamente essere trattata patron. Benissimo, da qua in avanti gli diremo signor patron. E fare bene. Dove sei io, vostro figlio? Oh, da basso in mesà e copia e lettere. Gallo voglia de far ben quel puto A me me par de sì. E a me me pare proprio de no. Vissi nol genà de certo. Se non che adesso il potrà averne da qua in avanti. Quanti anni gaio? Des dotani fendiu. Marideio. Con che fondamento vorlo che o marida? Sì ben, io mariderò mi. Certo che se la volesse... E assieme il pensiero a me. Ma così senza ego, non credo che Tasi. dar una putta ordinaria. Tasi. Siamo poveri, ma non parlo più. Sapevo chi che voglio dare. Mia Nessa Zanetta. Signora Zanetta. Signor sì. Mia Nessa Zanetta. Ma si contenterà il suo signor pare?
E sostiora mare. Me contento mi, son patron mi. Ma sarà dei sussurri. Che sussurri, voi eu che nascesse. Non vorrà che per causa mia. Sono stufo di star con mi. Gabbio voglia di cambiar camisa. Mi non so cosa dirmi, mi rimetto in mia. Mia mujer ma dà 6.000 ducati. Mia niora mi porta in casa 6.000 ducati. O se giusto che anche mia nessa e a gabbia 6.000 ducati de dota. Caro signor Tono. Signor patron. Signor sì, tutto quello che ha vuol. Per adesso lo voglio tenere un pochetto basso. E cosa vorrà che il faccia, mio figlio? Che il tenda io studio, che il ser leva sotto de vu, a ciò che è una vostra morte e me possa servire a come che fe vu. Tegnerò io dote in tel negozio, ve pagherò il 3%. L'interesse della dote mi servirà per pagarmi le spese della mujer. Ma è come vorrà che se vesta? Non sei vestita adesso. Vedeu sta veiada qua. Questa me la galassata la buonanima di mio serbare e la pari infignova, sapevo. Guardeu, vedeu. Fra 10-11 anni io faccio rivoltare da st'altra parte e così la mi servirà in fin a assarghe la mio fio, quando è il più tardi possibile il cielo e mi chiamerà presto Dio. Ma e se venirà dei pugni? Ho pensato a tutto, ho previsto a tutto mi. Credo che lo me conosce, credo che lo sappia che non sono un can, che non sono un tartaro, uno spilorso. 10 ducati de pi, 10 ducati de manco, non guarderò di spenderli se che sarà il suo bisognetto. 10 ducati de pi, 10 ducati de manco. Perché? Per far poco? Quasi, quasi. De subito, in metà, a mettere sotto la scrittura. E guarda ben, mio, non parli con diffonde quello che ho detto. Mia nessa sposerà vostro pio. Fossi conto che daremo io a camera a dove che dormì vu. E mi? Dove vorrà che vada mi? Mi pare un letto posticcio. Che difficoltà avevo di farmi un letto in studio? Niente, ma bisognerà che sto letto lo provveda. E nel vostro letto quanti stramazzi che avevo? Do. Guarda che casi, tiregene via uno, doppielo, così vi servirà da stramasso e pasaccio per... Ma caro signor Tono. Signor patron. Caro signor patron. Zitto e non se la ose, sapevo. Zitto e la ve dico. Mi non so cosa dire. Orsuco a cosa sarà fatta, la discorreremo. Si vede. In sta maniera hanno dato pure i bessi della dota. Zaia putta se sta in casa, ha bisogno che la mantenni. Così obbligo pare pio a star con me, a servirmi a come che voglio me. Se nascerà dei fioi, qualcosa sarà. Se sarà maschi, i diventerà grandi. I manderò fuori anti miglioghi e mi servirà da fattori. O con desiderio non sarà più buon, starà in mesa col Nicoletto. Se sempre meglio sapiu avere in casa della gente propriamente de cuore. Signor pare, patron, Signoria, se si contenta che vorrà parlare. cosa sei io, signor? Piove dal soffitto. Come? Chi No, sei che va a no, insegnare a buona crianza di presentarvi davanti a vostro signor pare col capello in testa? Oh, la compatisse, signor pare, ma non mi ero mica accorto di avere il capello sulla testa. Cosa volevi dirmi? Qualche strambesso della vostra mujer? Signor no. Che vorrà parlare di mia figlia. Cosa che casca a quella sempia? Oh, per cosa mo che dice lo sepia mia figlia? Ah. Perché sei vostra figlia? Ecco. Perché sei figlia di quella sempia della vostra mujer? E perché infine mi sono il patron di dire tutto quello che voglio me. Gala niente in contrario, patron? No. Cosa volevi dirmi di vostra figlia? Che sarà una buona occasione di logarla. Ya sei giocata. Cosa dicevo? Sei diventando sordo adesso. Ho detto che vostra figlia ya sei maritata. La sé? Ah? Ya sei, sì. Senza che mi so pare sappia niente, In sta casa, a comando mio. E mia moglie lo sa? Io saprà quando che vorrò mi. Ah, sì. Non vorrà, caro signor pare, che nascesse un qualche desordine, Che desordini voglio che nascessa? Mia moglie, vedevo,
Ha promesso la putta a un certo signor Meneghetto. Vostra mujer gli ha promesso? Sì. E voi che avete stomaco da Ah, soffrire? mi caro. E che avete tanta poca prudenza di venire a dirmi a me? No, Cosa non posso ci fare, coglione? Siete sempre state comandate. Piano, Ti promettere le figlie. A voi ve la puoi fare, perché se un tocco di giasso vestito d'uomo, ma vi lo sapevo, perché sta casa comando me. E niente se la voglio maritare, a come che voglio me. E voi, signor? Cosa dicevo? No, mi non dico niente, mi dispiace per mia moglie, ma... Dite che la vegna a parlare con me. La dica, signor padre. Dice. Poderavio al manco saber chi sei il novicio che la destina per mia figlia. Ah, Io sapere quando che vorrà con me. Diana. Finalmente poi mi sono il padre della figlia, E mi? Mi sono il pare del pare della figlia. Oddio, no, E mi sono il patron della no, casa. basta, E mi sono basta. il patron della No, vita. va. E mi sono il patron della messa. E in più mi sono il patron di dire e di fare tutto quello che voglio me. no. Sono come si dice fra l'incudine e il martello. Sì. Sarà fortunata. Oiga, piensate, non la voglio incontrare. Sono contenta che la sei venuta. Brava, signora Fortunata, sei tornata molto presto. Me porte la buone nuove. Oh, per me, buonissime. Sì. E a che nuove mi date? Oh, no che ho detto, ho parlato con mio marito, sei contentissimo. E signor Todaro? Al signor Todero si andava a parlare e la fa conto che la cosa sia fatta. Bene. E a futa, sai niente, signora Zanetta? Urla che ho detto subito, poverassa, la si è messa a piangere dalla Oh, consolazione. che cara. E dica, posso Sì. vederla, mia signora Zanetta? No, cosa che dice? La chiamo subito. Ho menato con me una persona. Mi dà licenza di farla venire avanti? Se non fossimo avanzati come che siamo, non mi tirava sta libertà. Non si è sottoscritto il contratto, ma si è promessi in parola. La lo fa venire, che la sei parona. Grazie. Mi par che voglia la convenienza, però, che prima parla con me. Oh, io ho ragione, da seno che io ho ragione. Che dico alla donna che ha occhiato. Speriamo che mio missier non faccia nascere qualche sena. Basta. Nasce quello che ha da nascere, la mia parola ha da valere. Oh. E vedrà che puto de sesto. Cosa dice, eh? Oh, poito, da Che seno. resta servita sul Benedetto. Sì. Padrone mie riverite. E serva E umilissima. vede, signor Meneghetto, questa è signora Marcoina, amare di signora Zanetta, che sarà sua sposa. Confesso di non essere degno di sta fortuna. Son pien di debito con signora Germana che sa compiasso di procurarmi sto unior e potrò chiamarmi felice se arriverò a meritarmi il suo benigno compatimento. Oh, è a fortuna sì mia d'avere un genero così cortese e fortunata sarà mia figlia d'avere uno sposo così gentile e compito. E a prego. E cosa fai? E a supplico. E noi sei incomoda. E a permetta un atto del mio rispetto. Oh, E a si degna di accettarmi non solamente per genero, ma per Dio. e sei pieno di spirito e di buona grazia. Oh, senti, signora Marcoina. No, Propriamente il mentenerisse. e a prego di non confondermi con troppa bontà. Sì, il mentenerisse proprio. Via, ne fa sana grazia, l'asa che rivedremo signora Zanetta. Gli dirò che mia figlia, se volemo, se bella, ga del talento, ma non la segna ancora, come sarebbe a dire? Desmissiada. E aggaverà un buon maestro e si farà. No, la giovane è abituata a retirate. Le idee si ancora confuse. Col tempo le si svilupperà. Oh, buona la sei certo, per buona che adago e per buona che a mantegno. Quasi è buona, di più non saperà e desiderare. Cosa che sia sto mondo di mezzo, di pace, di bontà e di buona armonia. Oh, sei stupendetto. Via, signora Marcoina, ne fa sta grazia, asa che rivedremo signora Zanetta. La chiamo subito, la chiamo subito. Vedere che... Zanetta! Ascoltate, signora Mare. Vieni qua, figlia mia, vieni qua. Io mi dica, signora Mare, cosa
sa com'è. Cosa vi pare? Ah, la sei ancora più bella da Cosa rente dici? che da lontano. Se piaselo? Non me ne spiace, no? Eh sì, lo so che te l'ha visto altre Via, volte. quando? Signor, sì. E io so, Mino, parliamo altro. Permettela che abbia l'onore di umiliarghe la mia servitù. Patron Riverito. E può permettere che possa congratularmi con me medesimo dell'acquisto che son per far di una sposa piena di tanto merito e di tanta bontà e che possa assicurarla del mio onore, della mia stima e della mia buona reputazione. Conosco la mia ignoranza e mi vergogno a non saper rispondere come vorria. Mi non posso dir altro se non che io ringrazio della sua bontà, che io prego di compatirmi e che farò di tutto per meritarmi il suo compatimento e il suo amore. Via, non si è portato tanto male. Oh, vieni qua, Monsieur Pellegrini, vieni qua. Chi sei lo signore? Il novisso di vostra figlia. È il pare della mia sposa. Sì. La permetta che abbia l'onore. Grazie, patron. Se Ma è così parola. le riceve. Mio pare non capisco più e la niente. vuol maritare e lo da lui e dice che l'ha promessa e cria e aspetta senza Se viene favorito mi può. Signora Marcoina. Niente, sarò fortunata. Tutto bene, sì. Via, dunque, signor Pellegrini, sa che è qua, che dà anche lui positiva parola, signor Meneghetto, di darghe Sofia e di darghe 6.000 ducati de dota, Sì. come siamo restati d'accordo. Mio so niente, eh? Come non No, so non so niente, non voglio dire niente. Signora Marcoina, no, cosa sia sto negozio? Mi ho dar la mia parola cada valere. Speriamo. Signora patrona, il pare un vecchio se su tutte le furie. Il voleva venire di qua, il correva, se cascasse fatto mai una man. Mi son cosa per aiutarlo, mi ha dato una spenta che mi ha tratta da qua e a. Mi ne so cosa che il gabbia, che ho paura che il vecchio diventa matto. Va. Questo marionde dell'Atenino che non venga di qua, che nascerà strepiti, che nascerà sussurri. E Dio, signora, non ve l'avevo detto mia? Tutto per causa vostra, Causa che non avesse bon da parlare, che sei un povero uomo. Tutto Causa mia di me? Sì, causa vostra. Ma dimmi ancora che capirà, sì. Bisogna che il silo non l'abbia destinata a far viva. Tanto sfortunata che ho paura che non mi tocca. E ti toccherà, ti vedrà che Restiamo sorelle di tempo. Mio padre è viva. Parlerò mica con signor Todero. Oh, che cuore, che coraggio. se capisce da stare in camisa, voglio certo e sicuro che sia il marito della mia puta, signor Pellegrini. Il malorcega. Tutto in camicia di questa vita. Sempre tossico, sempre criare, sempre fastidi. Non ne posso più. De botto vado a buttarmi In canale? Ma no, cara, no, in letto che sono strappo. Oh, che cara sposetta, promette la via senza dirmi a me, senza voler dipendere da me. Ma cosa soggiami? E il cuoco, io sguatero, e il pachim della casa. Adesso sono in impegno di fargliela vedere e mandarsi a remengole a casa, a che la voglio far vedere via. Che se nessun dia! Gregorio, agonia! Andiamo presto a chiamar Nicoletto. Ya servo Chi che sei è in cucina? e il padrone. Chi sei io? È il padrone. Oh, vai là. Voleva dire il figlio del padrone. Cosa fai io? Mio figlio è in cucina. E se senta il fuoco, il se scalda, e il sospira, e il suffia. Che non c'è buon altro che de suppiar mio figlio. Andiamo presto a chiamar Nicoletto. Subito ya servo, coro. Se io correr qui io ya. Se le ale non me giutta, vedela, bisogna che me serva dei pie. Volo, Nicoletto. Grande sgrazia avere un figlio buon da niente. E ben importa, sapiu.
n'importa. Se meglio fosse così. Se meglio che non sappia niente, a piuttosto che sappia troppo. Così comando mio. E lui e sua moglie gli ha da far quello che voglio mio. E mia Nessa la voglio maritare a come che voglio mio. Ma cosa fai io costù che non viene? No, bello qua, bello che viene, bello. Ma voglio che la sposa, sapiu? Avanti che quella sposetta abbia neanche a sapere con chi che ho destinato a sposarla. Convenio a parlare con sto vecchio, me trema e bue in corpore, me trema, sì. Vieni avanti, qua, cosa più là incantata. Sono qua. Abbi opinione di copiare le lettere. Io sì, devoto. Devoto, e non finio mai. Faccio quel che posso, Si faccio. vede che il gattema di me. Cosa che andava via volentieri, sì. Vieni avanti, più qua. Dicemi, caro signor, se un giorno per caso mi venisse la voglia di lavorare, che mestiere avresti intenzione di fare? Ah? Non saperia proprio cosa dir, no. Vi piace stare in studio? Io sì. Staresti volentieri con me? Io sì. Lavorereu, imparereu, studiereu. Io sì. Signor sì. E mi pare un marmottino. Ma dicemi, non sa più dire altro che signor sì. Io sì. Vieni avanti, più qua, rinto sto circolo qua. Sì, ecco. Mi volevo maritare. Animo, rispondeme, mi volevo maritare. Cosa che dice? Mi maridarmi? Signor sì, se vuole maritarvi, mi maritarò. Animo, rispondeme, volevo o non volevo, sì o no? Per cosa me vorlo maritare? Per cosa? Ecco dico di maritarvi, uno deve andare a cercare per cosa che mi voglio maritare. Sanno niente, signor E Pare. sa, e non sa. E come dico mi, son patron mio. E chi mangia del mio pan ha da far tutto quello che voglio mio. Oh, bea, e me vuol maritare? Signor sì. E il diga. Dice, Chi me vorlo dar? una donna. Ah, bella. Oh beh, io bruta, la teoria come che io Io no. Come io no? Cioè, sei brutta mi mavugio. Cosa ti sei? Niente. Cosa avere chi a sé? Gavere a caro. La conosci? Signor sì. Chi era? A suo tempo io saprei. E guarda ben più. Non parli con nessuno di quello che ho detto. Che se parli con qualcuno. Cosa se sta? Cosa mi vengo a seccarmi? Via, ne vai ancora. Marco, che in questa camera che vengo manco che posso. Faresti meglio a pigliare. Ho filato fino adesso. Mi piseglia tanto la rocca che non voleva poter strascinare da una camera all'altra. No, me parmo anche di fare. Oh, meno ciaccoie e dicemi cosa si a fare in sta camera qua riservata ai maschi. Sono venuta a dirghe da parte di sua signora Gnora Manco mai che non l'ha gadito della patrona quella là. che se sei contenta e venire a dirghe da parole. Dici che adesso non posso, che cosa fare? Da parole sole. No, non posso, mi dico, non devi Bene, di vai qua. ancora che dirò che ella non la può. Uè, ho da parlare. Se ne daremo. Dove sei io, vostro padre? C'era in studio che scriveva, sì. Aspettami qua finché torno mi. Starà un peso. Mi starò via finché vorrò mi. Son patron mio e comando mio. Uno che partì sapeva. Che se ne partì? Voglio tornare a parlare con suo padre. Voglio concludere. Voglio distrigarmi. Voglio stabilire. Mia gnora che gli aspetta che mi mariti a Sofia. E poi dopo che la venga a parlarmi quanto che gli voglia.
Oh, bella, il me vuol maridar. La sei ben curiosa. Io ho paura ancora che burla. Magari dicesse dal seno, sangue di Diana se mio marito vuol saltare. Tanto d'allegrissa, sì. Nicoletto, Oh, Cecilia, senti. chi sei pericolo che il vento? Chi? Il vecchio. Ah, sa dell'hai mesata mio pare. Se mi trova qua, poveretta mia. No, quando guarda l'hai mesata, che sta sempre tanto, sì. Cosa mi volevi dire? Volevo che ve ne conta una bella. Viamo con te, mea. Guarda bene, non dice niente a Oh, nessuno. mi non parlo, anima andemo. Signor Todero, e me vuol maridare. Il bevol maridare. Sì, e me vuol maridare. E via che il beburla. Non burla, no, non burla. E mi ha detto, e me ha tornato a dire, mi non voleva credere, e lui me la fin criasse. Mi conte bene una cosa grande. Cosa dicevo? Parlo giù buon, cosa lo maridare? E chi gaio te sono di darbe, par muger? Non so, non me la volesto dirne. Ve mariderei volentieri. Oh, De Diana, non vedo l'ora, non vedo. Non sapevo che si hanno vista e non vedevo ora di maridarve. Ma io che la conosco, e che quando salerò, la caverò a caro. Vu non conosce nessuno. No, Donne sta a casa non che ne viene. manco. Con dice che la conosce, parerebbe che a puta avesse da stare in casa. Che la fosse, signora Sanetta. Ah, che diavolo di bestialità, figurarsi se vu vederia onesta. Oh, Cecilia, che sarebbe pericolo che fossi tu. E se fossi mi, mi dispiacerà. Oh, magari, oh, magari, oh, magari. Senti, non ste fa il fondamento delle mie parole, ma potrebbe anche darsi. E il parone è così di temperamento, che sempre il bronto e anche sempre il cria. Ma mi so che non ne vede malvolentiera. Qualche volta mi ha detto che sono una puta di garbo. Se 4 mesi che non mi dà il salario. E ogni volta che io domando mi dice, lascia che ti vuoi maridare. Così vedete. Così per i miei occhi che mi ha detto. Lascia che ti vuoi maridare. Sì. Oh, ma la sarebbe ben bella. Che avresti gusto, Nicoletto. Mi sì. E vu, che avessi gusto. Oh, se sapessi. Quanto ben che le voglio. E per cosa non me l'avevo mai Perché detto? sono una puta da bene. E puta da bene e parla di queste cose con noi che hai la speranza di maridarsi. Ah, adesso mo, che avere speranza di maridarmi. Non mi si vede. Ho tanta fede che abbia da essere così. Oh, che cara Cecilia. Cosa dicevo? Che avesse mai detto? Oh, che cara mia moglie. Ah, via, sei sporco. Teniamo a casa. No, sei cattiva e mi non ve voglio. Come sarà il suo tempo? Non sarò tanto cattiva. Nicoletto, Se si mi ha chiamato, presto, in mesata. Vado a sentire cosa che dice. Sì, fiande, può essere che sappia qualcosa di più. Guarda ben, se mi parla di me, mostra di venire dal mondo nuovo. E cosa ne qualcosa? Avvisa Si ben, vi contano tutto sangue di Diana, sangue di Diana. Zitta, zitta. Mucci, mucci. Oh, e fa bene a maridarla a buon'ora. I putti che non si marida e ciappa delle pratiche e se desvia. Oh, sei sto benedetto. Adesso sei propriamente un coiombino. Mi toccherai a me. Oh, mica buona speranza, sicuro. E il cuore mi dice di sì. E col cuore mi dice una cosa, non fai a mai. Senti, neanche ascoltarmi non vuole. Così mi tratta con sta insolenza, con sto disprezzo. E voi che avete tanto cuore da lasciare passare vostra moglie. Mi dava de maraviglia che non avesse da entrare anche a me in quel vostro lamentario. Così non che fossi, così non avessi mai visto, così non avessi mai sposato. Così mio padre mi avesse annegato come un gatto piuttosto che impalmolarmi con voi. A me mi sta robando giovinezza e libertà. A me mi è stata concessa invece una gran fortuna. Dimmi cosa potevo lamentare. Oh, di niente, figurarsi. De niente, sicuro de niente, se vos calmaron dicesse l'incontrari, saresti un busiaro, un uomo di cattivo cuore. Che disturbi voglio dato in tanti anni che sono vostra moglie. Ma oggi mai l'avventata della vita miserabile che ho dovuto fare, oggi mai preteso niente del puro necessario per mantenermi. Sì, però... E come parlo? Non stai interrompermi, sai, è vero? Diseme, uomo, quella povera puta che sei vostra figlia, uomo, l'altro intorno che do strasete, che goda me. Sono già una donna che spende, godo mai un divertimento, godo visite, godo conversazione, sono già mai stata a un teatro.
Son già parona da bevermi un caffè se mi viene la voglia. Ma sempre sopportai e sopporto perché sono vostra mujer, ma che non mi tocca la mia creatura, perché mi sopporterò di tutto ma non soffrirò mai, che la marida a suo modo senza che neanche sappia a chi la vuol dare. Ma se le mie viscere, le mie care raise, che sento chi me la vuol negare, chi me la vuol assassinare, sento propriamente il cuore che mi scoppia, arda. Via, cara mujer. No piange, no ve dispere. Può essere che mio sorpare la voce proprio maridar ben. Non sapevamo ancora a chi abbia intenzione di voler gradare. Aspettiamo, sentiamo intanto cosa che dice. Ecco, femo così, sentiamo a chi gliela destina. Sentivo invece, ascolteme vu. Meglio de signor Meneghetto, non lo troviamo Mario compagno, no. Se lo cerchiamo con la candeletta. Un puto civil che ha del so, che sta bene, un figlio giovane che ha a casa, che ha grazia, che sa dire, che sa parlare, ma dove diavolo lo volevo trovare? Cosa c'era solo al mondo, Io non ne può essere qualche altro a Venezia? Ma possibile che non sappia arrivare a sapere chi sia colui che il vostro signor pare sa che sa in testa da voler gredare? Un giorno, certo, un giorno si saprà, Ah, Pellegrin. Ah, Marcolina, Marcolina. Se non ve vorresti bene aver sofferto quello che ho sofferto. Un giorno, signora Muger, respireremo, non vi indubite. Mio pare, se invece lo sai, Oh, vostro pare, fio caro, che ho intenzione di seppellirne tutti quanti che siamo. Non so cosa dire, ma che viva fino a che il cielo il vol. Sì, che viva pur finché il vol, mi non che auguro la morte, ma vorrebbe anche che pensasse che siamo anche noi a sto mondo. Che se patron sì, ma per questo non l'ha da tiraneggiare. Chissà, vuole essere che si cambia le cose. In cosa? Lasciamo intanto che il maridaelo la tutta. E mi salterò gli occhi che fa un basilisco e mi butterò sotto sopra Venezia o che il creperaelo o che creperò mi. Ma no, ma sì. Non vi stai arrabbiare. O che il creperaelo. Signor Pellegrini? Sì? E vaga da basso che il padrone a chiama? Ehi, vago, sì, vago. Chissà che non mi dica qualcosa, Sì, e procuri di sapere, se deve parlare lui bene, se no parli che voi. Procuri di sapere chi sei sto partito che il ga per le mani. Sì, farò il possibile di sapere, ma amico Speranza che tutto abbia da andare bene. Sì, speriamo. Diseme, sapete dove sta di casa signora Fortunata Marsioni? Signora Sia, sta qua da rente e arriva del vino. Andate, mettevi sul Zendà. Andate signora Fortunata e dice che mi primeria riverirla. Se la può favorire da me, che se no anderò mi da ela. Io dico, signora Parona. Cosa che sei? Che vorrei confidare una cosa. Su che particolare? Su un particolare mio di me. Via di streghe che mi premi sto servizio. Ma per carità, non io dica niente a nessuno. E che bisogno che se conosce da parlarmi, non parlo? E senta. Sì. Il parunvecchio vuol maridarne coeto. Il vuol maridarmi coeto? Come le vei usta vesto? Ah, Nicoletto stesso mi ha detto, e lui stesso mi ha detto così che Sir Todero io vuol maridare. Oh, come trema le buele in corpore. E chi ha l'intenzione di darghe? Se noi andasse in collera. In collera? Ad andare in collera perché? Ad andare in collera? Se volevo perché che può entrare e noi che può entrare. Oh, mi viene freddo dalle onge dei piedi e le raici dei capelli. Ia senta. Sì. Può essere ancora che faia. Ma da quello che mi ha detto Nicoletto, da quello che mi posso congetturare, credo certo di non mi ingannare. E così se può saper chi la sia? Se ha da dire la verità, ho pensiero di essere mi. Signora sì, mi. Mi torna il fia in corpore. Ma diseme, cara vu, con che fondamento vorlo mio missier maridar Nicoletto? Ah, ma questo non io so, poi che penserai ora? Se non ho una dote, ho delle abilità. Ma sei sicura che voglia da maridar Nicoletto e che vu sia quella che gli voglia dare? Come avai detto, come avai parlato? Vi dirò, così andava su Sir Todero, ma chiama Nicoletto e dice, non sapevo, dice, Sir Todero mi vuol maridare. Dico, da seno? Ah sì, da seno, dice, dico, e chi ve vorlo dare? Al dice, no io so, dice, ma dito che ha conosco, che io saperò, gaverò da caro. Dico, uno conosce nessuno, bisogna che appunto sia in casa. E dice, bisogna, dice, dico, e se fosse mi quella? Oh, magari, il dice, belga, un gusto matto, e anche me in verità sono contenta.
E non aveva altro fondamento che questo? Oh, giusto? Ma lo sai a quante volte Sor Todoro mi ha detto che mi vuole maritare? Vanno mai parlare di Nicoletto? Ma giusto, ma sai a che uomo che sei capace di chiamarti dal dito il fatto e dirti sposio che vuoi che ti io sposi. Se mi lo dirà, a me mi sposerò. Ben bene ho inteso. Oh, cara signora Parona, che dispiace che mi marito. Ah, andai a farmi sto servizio che mi preme. De Diana, mi sono venuta a parlargli col cuore aperto. Andè che mi preme, vi dico? Oh, vago, sì, vago. Ma che rustegona. Uè, che so come che gambita che non si sposa Sofia. Non che vedo chiaro in sto negozio. Cecilia ha un pezzo che la gavoggia da maridasse, la si va attaccando sui specchi. Da quello che era marito, bisogna che abbia parlato di maridar Nicoletto. Il discorso di Cecilia mi fa sospettare. E il mio sospetto non è senza ragione. I dice che noi lo vuol maridar, ma noi l'ardisse di dir con chi. E scommetterà la testa che quel vecchio matto del mio missier che da de volte al cervello a sto segno e pensare di poter guidare la mia puta. E quel temerario de desiderio è capacissimo di stussegarlo e dargli sotto a costo del precipizio di sta famiglia. E il discorso di Cecilia mi fa sospettare. E il sospetto non è senza ragione. So che mio missier è capace di tutto, ma finché sti occhi si aperti, sto gusto non lo gaverà. E se la legge non vuol che una madre sia parona a sposare una figlia a suo modo, nessuna legge può obbligare una madre a lasciarla a sacrificare. Oh, signor Pellegrin, allora, ave parlato con il vostro signor Pare? Che lo dico, la va in bestia contro di mia. Ho parlato, signora sì. Cosa va lo dito? Oh, così, niente, sa, ecco, ma domanda, se usa in collera. No, pover'uomo, se vede ben che usa il puponomo di sto mondo che le bugie non le sa dire. Cosa va lo dito? Va lo parlà della puta, va lo dito che la vuol maridar, ma via, cosa va lo dito? Ma non mi fai tirar le parole fuori de bocca. Così che la vuol maridare, ma... Va lo dito con chi? No, non me la Sì, dica. che Dice ve lo io, dito. sto signor che mi vuol parlare. Pino Savaria, e se un giovane proprio civil, Domandì che cosa che vuol. e non sarà meglio che io faccia venire di qua, che Comandi ho avuto torno. Mi voglio che quante che ti ha e che domandi a quel signor cosa che vuol. Subito coro che vuole... Presto! Coro! Se io corro che io ha. Le ale ai pie, le ale ai pie. Stavo a vedere che se qualcuno mandato a mia ignora, o per pregarmi o per farmi qualche bulà. So qua, Vedo, e allora? con tutta civiltà e con un mondo di cerimonie, e m'ha domanda perdonanza se a me non me può dir cosa che vuol. E se una cosa in segreta che él dice, potrà confidarle solo che a vostro strisce. Se lo so io. Solo solito con lui. Gaio, ja spada. E zitta barella, mi non può osservarsi il gabbiancaiarmi in Che se una io consempio che non sa mai niente, bisogna sempre vedere se un uomo foresto e galearmi scarsea. Andarò a vedere se il gaia spada. Aspettiu, dove andeu, vedi qua, sentiu. Sei io foresto o sei io veneziano? Al parlarmo il me par veneziano. Che muso Gaio? E con muso da gaiantiamo. Gaio e a barba. Non contiglio. Tutto onesto, un pomo. Si ben. E allora dice che il veglia, svelto. Com'hai? Ehi! Coro le ali ai... Ehi, vuol dir per me, vedi qua dove andeu. Ma cosa mi viene lì a intrigare i bisi quelli là? Mi voglio che guandeghe di là. E che domandeghe a quel signor cosa che vuol. Va ben, voglio, che vuole una gran pazienza. Vedeu? Vito. Che sei ancora? E che se... Bisogna che abbia una gran premura, sapiu? Sì. Ah, costa tanto?
costa tanto e sarà per me, sì, al che avrà bisogno di me, sì, ben. Se sarà un buon negozio io ascolterò. Se sei una canna sbusa, io mando via. Dice che venga, svelto. Coro, parto volando. Al di d'ancuo non c'è più da far ben, sappiamo. Non si sa più di chi fidarsi. Bisogna andar cauti, contentarsi di guadagnar poco, ma fare sono negozietti sicuri. E il primo ricevimento ha qualcosa di particolare. De non c'era neanche una carriera da sentarsi. Dico, neanche un vilan si accetta così, ma voglio soffrir tutto per amore de Zanetta. Si ben, al se bene agli ordine. Ma può essere che tutto quello che il mondo sia il vestito che il indosso, e può essere anche che non lo abbia ancora pagato. Patron riverito. Servo suo. E a perdona l'incomodo. Con mondo di affari, io sa, mica sempre sento mille cose da destrigar, io mi dica presto in cosa che io posso servire. Mi dispiace assai di disturbarlo, ma io supplico di tollerarmi. Sei un negozio lungo. E potrebbe essere corto, potrebbe essere anche un fiantin longhetto. Sì. Che dirò? Se il separ Bessi? No che no, Bessi, niente. No, per grazie del cielo hanno bisogno di incomodarla per questo. Io mi dica dunque cosa che la mi vuol dire. E non mi dice neanche se mi vuoi sentare. E a perdoni, non gala ella una nessa da maridar. Signor no. No. Ma è a favorire, signor Pellegrino, non gala una figlia. Signor sì. E non sei da maridar. Signor no. Ma perché non sei da maridar? Perché io sei maritata. Che domando mille perdoni. So signor pare e so signor amare, noi lo sa che la sia maridar. E mi che domando domigli scuse. Ah, se noi lo sai ori, io so mi. E per amor del cielo, io compatisse l'ardir. E a puttana, lo sa. Io saprà quando che vorrò mi. Donca non la sei maritata. Donca mi intendo che la sia maritata. Per amor del cielo non la sei altera, signor Todoro. Sono un galantiuomo, sono un uomo di onor. E non permetterebbe mai che per causa mia l'avesse a soffrire il minimo dispiacere. Intendo adesso quello che vuol dire. È là in promessa. E gli uomini che fa conto della sua parola, gli uomini di onor, cui ha promesso una cosa e la considera come fatta. Bravissimo, signor Todoro. Son persuaso, lodo il suo buon costume e me ne consolo con ella infinitamente. Si ben, il che una buona ciaccoia. A vederlo non direbbe tanto. S'è un'ora che sta a gompie, de botto non ne posso più, Orsù, gai altro da comandarmi. Se mi permettesse che avrei qualche altra cosetta da dire, che sì. La prego di destrigarsi. Mi dispiace di vederla stare incomodo. Mi dispiace anche a me, sai. E a se sente. No, non ho tempo da perdere. No, so straco, no. Mi è onorabile di dire chi sia sta persona alla quale l'ha promesso e secondo lui la sposata sta sonessa. Cosa ti importa io di saperlo? Cosa ti entra la ella in ti fatti midemi? E a me tollera con bontà, signor Todoro. Non siamo qua né per turbar la sua pace né per arrogarmi quell'autorità che non ho. Sono qua per ben e la resterà persuasa del mio onore e della mia buona intenzione. Vorla favorirmi di dire a me chi sia sto novisso. Signor no. No. E a me permetterà dunque che mi dica che il so. Io sa. Per obbedirla. Io mi dica presto chi che il sei. È il figlio del sofatore. Tu, da chi l'avevo saputo? Non è necessario che dica di più, ecco. No. Mi adesso voglio che mi dice. Glielo dirò, ma prima la me favorisse ella di dirmi perché causa ste nosse che se per farse e che secondo ella se fate, la leate in sconte per il passato e a seguito a tenere le sconte presentemente. Che torno a dire? Permettia che mi dia che non solo so quello che fa, ma anche quello che la pensa. Ma adesso intendo. Se ho quello che domanda mi annessa a somare e che somare ve l'aveva accordata senza di me. E perdoni, una mia sermana parla. Qualcosa se sta discorso, ma è assicuro in via di onore, in via di puntualità, che senza il suo accordo non si avrebbe concluso mai. So il mio dovere, so il rispetto che se conviene a un capo de casa, a un paron de famiglia di a sua qualità. Non si può negare che non gabbia delle massime da uomo civile. Non so se la conosce a me famiglia. No, chi sei? Meneghetto Ramponsoli. Per obbedirla. I ramponsoli, sì, i conosco. Mi lusingo che nessuno possa intaccare niente, né il mio costume, né la mia civiltà. E non potrà lusingarmi che la mi concedesse sonessa. Mia nessa, io sei maritata. Non la sei maritata. Sì, la sei maritata. Che domando perdon, non la sei maritata. So in paroia di maritarla.
Ho promesso di maritarla e posso dire che mia nessa gli si è maritata. Col figlio del suo Con chi che mi pare e mi piace a me, sai. Sa che da me e ha sofferto tanto e ha supplico di tollerare anche questo. Se dice che a vuol sposare sonessa al figlio del soffatore, niente peraltro che per il sparagno miserabile de adota. Chi dice sta baronata? Chi dice sta falsità? Non sapevo niente, sapevo. E se non crede, legge qua sta carta. E dice che io, a quelle lingue indegne, che mi crede un avaro, che mi crede un sazzin, un senza cuor che non sapevo niente, che mi dà con mia nessa 100.000 ducati, 100.000 ducati, 100.000 ducati de dota. Ma come? E che dà sonessa al figlio del soffatore? Mia nessa gli ha si 100.000 maritata. ducati de dota e non la si degnerà di darmi la Mia nessa gli ha si E non maritata. si degnerà di darmi la Mia nessa... e la teoria senza la dota. si- Senza dota? Sull'onior mio senza dota. E un uomo della vostra sorte a si mariteria così, senza dota? Ma caro signor, ma per cosa sta là in pie? Ma ia si comoda, ia favorissa, ia prego. Grazie. Grazie. Grazie alla sua bontà. E ella non la si sente? No, non sustraco, senza dota. Può essere che per avarizia riesca a persuaderlo. E le spese Senza delle nozze, dota. naturalmente, a mio carico totale. Ia spese, ia vuol dire i pasticci, stracui de vedeo, vin, Tutto. pan, Tutto, frutta. Ora avrei anche un piantin comparire Mia come si famiglia, dice. vedi, Sì, ya sente una condizione. mi non voglio anche uno strasso di abito da presentarmi in te feste solenni. Se mi permette, signor Todoro, per sta occasione mi potrebbe, ecco, ordinarvi un bel vestito nuovo. Un omaggio alla sua bontà d'animo e comprensione nei miei riguardi. Verde scuro. Verde scuro, sì. Io vorrei de stoffa buona. E broccato. No, broccato niente. Veluo. Veluo fodrà in sé. Fodrà in sé con tutti i soldi. con tutto quello che ha lavorato. E poi dopo vorrei do grandi scarseie per mettere rento le carte, le posta, parerò bom, starò ben in faccia al mondo. E così la risposta quando la mea darà? Caro signor Ramponsoi, e de nome? Meneghetto. Meneghetto. Mi piace Meneghetto, sì. Caro signor, io in promessa, sapiu, la sé che lei sa di nuovo sta carta qua, senza dota. Un vestito per me e gli spese io. E sarà del mio caso, sapiu. Ma in sostanza, che data che dati io mio desiderio su più neanche un beso? Oh, è vero che maritando mia nessa, questo signor qua presentemente in faccia al mondo parerebbe più buon, starebbe più ben. Ma chi farà i miei interessi? O se disgusto desiderio Sofia, chi mi servirà? Bisognerà che paga un giovane studio, bisognerà che mi trova un fattore. Hai visto? Posso sperare. Sì, ho detto, ho visto, ho pensato. Che torno a dire? Mia nessa ia se maritata. Ma come? Ia se così. Ma io mi favorisa. Che se nessun dea. Desiderio. Mandi. Ma io mi dica il manco. Compagnesto signor qua, alla portiera. Con mondo di affari, ya sa. Mica sempre sento mille cose da destrigare. Non mi posso più trattenere a por riverirla. Ma che maniera impropria e incivile. Meno male che ho tutto sentito. Ormai è tutto perduto, ormai non c'è più rimedio. Perde qua la vita, perde qua, se va fuori più presto. Avanti di andare via vorrei al manco riverirsi ora Marcolina. No, che sì, a vita. No, che sei? La si è andata fuori di casa. Ah, bravo, ho capito tutto. Anderò via e ritornerò. Patron riverito. Poveraccio. E va via senza salutarmi. Ma capisco il suo sbroseguito. E infatti, come penso anche a me. Ma e cosa dirà la signora Marcolina? E sbrufferà un poco e poi bisognerà che sbassa le ali e che si contenta anche ella. Oh, vieni qua, sto sporco! Cosa diavolo diseo? Sì, così.
Hanno che sei visto un cosa menzioneo. Mi non mi sono niente, vi dico così che signor Todoro mi vuol dar sonessa. A chi? A mi. Con quel muso. Con sta muso. E via, ande che la contare ai morti. E sangue di diavolo che mi faresti dire? Cosa sono, John Pampa Ugo? Domani da maritare non sapevi chi sia mia mujer. Domanda, vede maritare. Signora sì, domani. Mio sorpare mi ha detto e non dormirò più con signor pare. E lui andrà in mesa a dormire, mi vestirà pulito e andrò fuori di casa quando che vorrò C'è una cosa che mi fa strasecoiare. Se fosse mia novizia mi avrà vendito al manco qualcosa. Ah, per me non che c'è più speranza. Ma no, per cosa mi dici così? Come la sanità, vi sposerò voi? Mandela, mamalucco, e anche mia mamalucca crederà le parole di una frasca. Frasca, di sé, Sì, frasca. una frasca, una cava e una carogna. Non sta passando, sapevo che c'era mio sorpare. Oh, c'è che vuole Cos'è questo sussurro? Oh, cara signora Marcoina, se ho qui un bel novisso. Sì, signora Fortunata, cosa dice? Ma caro, ma che bella soggia. Che fortunata che te toccheria qui a puta. No, a me mi pare ancora impossibile che la signora che ho già dato. Senta, sono anche lui che sono visto. Signora Sanita, lo sa? Porco randazo che sente! Tocco di temerario! Non ti vergogni di dir de sperare! Cosa credi tu perché ti cade la tua quel vecchio sordido del mio messier che avrò paura a farti spaccare i bracci? Se ti caverà l'ardire di guardarla ancora la mia puta, non comincerarla guarda! Non ti mangerà più pam, ti farò spaccare i bracci, non ti sei più uomo in tempo di vita tua! Ah sì, oh! Con Sì. gusto matto, va. Vedevo, caro signor novisso, questa sarà la dote che gaveremo. Ma per cosa, mo? Cosa ho già fatto, mi? Per cosa questo mi ha fatto? Via, signora Marcoina, mi compatissano magari sono andare in collera a questo punto. E io non che ne ha colpa. Non è vero, figlio mio, che voi non che ne avevi colpa? No, mi non ho colpa, no? Cosa che importa a lui di maridar Sofia? Dici la verità, a voi non importa niente. No, niente, mi non importa Non niente. che guarda. pensate, vero? Non che pensate di maridarvi. Ma a cosa? Non rispondevo. A che avreste voglia di maridarvi? Mi si Diana che mi marideria volentiera. Poverazzo, e vorrei maridarsi, ma non importa mica di sposare la mia puta. E scommetterave che il gaverave più a caro sposare Cecilia. Cosa dicevo, signore? E sposeresti Cecilia? Ah, mi sì che sposerà, sì. Bisognerà vedere se mio o essi. Poi guarda carina stamattina cosa maledito. Oh, ma non vede che non importa niente di me, che me lasciami per un'altra. Un'altra, ma cosa Creature! E cosa sei? Io sto quasi tutte ciacco e il puto gli ha fatto suso. Cecilia se ne vuoi mal, mi voglio che aggiustemo. Maridemoli e poi sarà maridare, sarà finita. E cosa dicevo voi, signor? Cecilia ha del merito assai. Ma la signora Paloma se mi fa sposare, mi scavezzerà i bracci, mi farà dare le bastonate. ma no, cosa avevo capito? Se sposai Cecilia mi vorrò sempre ben, vi assisterò e non vi lascerò mai mancare il vostro bisognetto. E se signor Todoro vi manderà via, signor Meneghetto vi aiuterà a trovare un altro impiego e Cecilia venirà a star con me. E allora, Nicoletto, cosa dicevo? Cosa vuole che dica? Farò tutto quel che volevo, sì. Ah, poito. E voi, Cecilia, cosa Cara rispondete? signora Parona, con non mi mancherà il pan, dico di sì. No, poito, volevo che chiamiamo do testimoni se distrighiamo qua su Sì, do sì, via. sì. Si chiama Gregorio. Uno Svelta. solo, basta. Svelta. Vedi qua, voi la si Non farà. niente si fare. La si Ve farà ne noi. defenderemo noi. E Vedremo. Gregorio, allora, svelti. Allora, Eccomi qua, svelti. allora, ecco qua, il Pasquale, poito. Allora, sì, testimoni di questo matrimonio fra queste due creature. Svelti deve amare. Batte, posso entrare, pensa che tempo ordinario. Questo qua è il mio marito. Brava, Cecilia. Forse dicevo a Cavù? Cosa ho già da dire? Questa qua disese mia mujer. Questa qua disese mia mujer. Sì. Questa, dico, se mia mujer. Questa si è fatta. Devo bere un biccerotto. Vieni, sente, smetti, scusami, Dove? Zitto. Mucci.
Vegni idea con me. Solo con Vumi? Ma cosa fare? A giocare a Maiuca, neno. Finirà sto matrimonio. Noi non vi si sedeva in camera che io disfa 6 secondi. Zanite quello Saverala salterà tanto alto. E il vecchio. E mio marito. Che ride. Poi, sei qua. Oh, signor Scusi, perdoni, ho trovato a porta aperta e mi sono tolto sta libertà di entrare. E ha fatto bene, signor Meneghetto, vieni avanti. Cosa si sta? Ho parlato, ho fatto tutto quello che ho potuto. Non che sia remedio. Da seno. E ride padrone. Anche sì che sei. Ma come? Le parla, le me dica, le me leva dalle pene. Nicoletta e a fa. E Samarida. E a sposare Cecilia. E suo padre non sa niente. E a putarsi in libertà. E se tutto sistemato. E sarà vostra denuncia. Per carità, lei me lascia chiappare un pochino di fia. E tutte ste cose. Se le nate in così poco tempo. E signor sì, che ho paura che lo volemo imbrogliare. Mi pare incantato. Mi pare un insonio, ho paura di dismissiarmi. Se l'amor fio. Certo. Se quasi un desiderio ritireva in Aveva benedetto. Ma adesso non vedremo dei belli. Sì. Con lo vedo mi si muoverà il sangue. Sono intrigato. Sì. Vorrà vedere che lo è e non so come fare. La sarà in viperia, ma se mio figlio ha da sposare Sofia, bisogna ben che parla. Patrona, signora Marcoina. Patron, signor Desiderio. Signor Desiderio, patrono. Patrona. Non so se la sappia l'onior che signor Todero ma volesto fare. Signor sì. Signor Desiderio, me consolo. Grazie. Oh, certo non avrà mai avuto sto ardir. Oh, ma cosa che dice? Me meraviglia. Oh, signore. Poi ecco qua il vecchio. Adesso non Se vedremo. 8 giorni che non lo vedo. Cosa più, qua? Per cosa non tendio a io studio? Caro signor, sono venuto a fare le mie parte con signora Marcoina. Signor Todero, patrono. Patrona, Signor Missier, patron. patrona, avevo desiderio a far quello che avevo da fare. Ma la lascia al manco che faccia il mio dovere con signora Marcoina, la lascia che la ringrazia. De cosa? Ed è a bontà che ha gabu di accordarmi anche io che a sua putta sia buger di mio figlio. E bu signora cosa dicevo? Mi non dico niente. No, dico niente. Non sentelo, la che la dà volentiera. Manco mai non credeva che la sera lasciesse passare con sta flemma. Se la se contenta, se meglio che io vada a chiamare che si concluda. I m'ha detto che il gera qua sarà niente là dove che sia. Da seno non lo so. Sammi dove che sei? E Zedeaco e sono vista. Il Zedeaco? Non sentelo, signor Todaro. Signor diavolo che mi Non porta. sentelo, signor patron. E il Zedeaco sono vissa. Andelli a chiamare, li voglio vedere. Subito i vado a chiamare. Non vedo l'ora di vederli Oh, sbroffare. certo, non vedremo proprio delle Dove sei io, Pellegrin? E da seno non lo so. Che loco, che pampaiugo! Non si vede mai quello in sta casa qua. Poverato da un pane che lo fa tremare. Animo, come il Tocco di disgrazia! No, tocco di furbato! Ma cosa mai ho fatto? Cosa che il m'ha fatto? E il m'ha tradito! E il m'ha trascinato! E il Samarità! Ma signor diavolo, signor strambasso! Ma non si un tabù che gli ha maritato! Signor diavolo! Signor satanasso! La sposa la mastera! La sposai la massera! No, sì, la sposa mia non la sposa una serva, la sposa una puta civile e onorata. Pare Dio, ora subito de casa mia! Baroni, Cosa canaggia! resta? Scasciarme, cosa resta? Per passare per qua? Per amor del cielo non la faga censurare la contrada. Cosa mi intrighi, oh, bu? Son passata a caso, si sentio strepito, si sentio criar. E la gente ha fatto bossolo davanti alla sua porta, tutti voleva venire, il capo de contrada voleva entrare.
Ho credesto ben mi de impedire, sogno mi umilmente e de buon cuor a offrire il mio aiuto e la mia mediazione. E ha fatto bene. Pare fio, fora subito de casa mia, vi torno a dir. Che torna a dir, sangue de mi che non voglio, via andar via. Sento, signor desiderio, non più stare pito saveu, ve conseggio d'andar via coi buone, se non mi per l'onore e per la stima che ho per signor Todaro, mi troverò la maniera di farvi andare. E dove ho da andare? Cosa ho da fare? Costo asino marità? Tornerei Nicoletto e sua mujer che penserò a me. Oh, siano benedetto. Oh, che gusto, che bella cosa, sono proprio maritati. Cosa da essere? Io tornerei a lavorare in te campi. Ecco. Caro signore, No, non voglio sentire niente. la sa con quanta No. fedeltà mi ho sempre servito. Niente. Non voglio Continuerò a servirla per niente, senza salario che io prometto per niente. Per niente mi servirebbe. Signor sì, e vi servirà per niente se pagherà da suo posto. Cosa che entra lei, la vedorla veder precipitare? State là, bussiora. Mi son poveromo. Mi non posso pagarmi un fattore. Signor Monsieur, non aveva vostro figlio? Non si abbonda niente qui a Iocco, quel pampaiuco. Signor Meneghetto e aiuterà. Cosa che entrano io non ti fatti miei di me. Cantreria se vu volesse. Intendere, signor Monsieur? Ma cosa vuoi io che intenda? Che sente se io non avevo neanche un fiato di memoria. Se non- si degna di accordarmi su signora Annessa, E non dice altro più di così. son pronto a darghe a man. Vedi io? Non sapevo parlare, non avevo neanche un fiato di memoria. E pare il vestio avevi dito? E il vestito per chi? Come per chi il vestio? Per me il vestio, per chi il vestio? Come ho promesso, veluo verde. Belluo verde. E pare il rinfresco avevi dito? Ah, mi so uomo de paroia, tutto a carico mio. Sì ben. Sì, ora sì, anche a me sono un uomo di parole. E quello che prometto mantengo sempre. Mi voglio che voi sposeghi vostra fiasanetta con sto signor qua presentemente. Oh, signor Monsieur, sono contenta di soddisfarvi. No che c'è bisogno, io sapevo che sei contenta voi. A questo contento mi, basta. E il patron so mi, e comando mi. Ma non sei un nomasso? E voi, signor, cosa più ancora qua? Ho servio, siamo parenti. E credivo che il m'abbia rubato. E controlleremo tutte le scritture, se desiderio se soddisfa, a lavorerà in sottordine dei pellegrini. Lei ho d'accordo, signor Todaro, patron? Animo, che arriva a aspettare. Va bene, signora Sanetta. Io patrona fortunata. Alla savesto, alla sentio. Sì, ha sentito tutto. Finalmente, cara signora Zanetta, spero che il cielo seconderà le mie brame e mi concederà l'onor di conseguirla per mia consorte. Signor sì, mia fortuna. Il compatissa che non so più cosa dire. No, poverasa, vieni qua, signore. Cosa si sta? Vieni qua. Me maraviglio. Son qua mi. Son parola mia. Martufo! Sapevo cosa che vostra figlia se non vista. Con chi? Col signor Meneghetto. Non ve lo dito mica sarà andato tutto bene, eh? Oh, parla l'uomo. Su via puti direi a mamma. State là, bussiora. Tocca a me dire ste cose qua. Vieni qua, de me mamma. Per il vestito avevi dito, Tutto. per il rinfresco. Ben. Tutto vostro carico di voi, si ben. De me mamma. Sposebe, lo voglio, son patron mi e comando mi. Prometto d'essere il vostro fedele sposo. E mi prometto di essere vostra. Adesso basta, finio. E ricordatevi che qua dentro comando mi e son patron mi.
Ecco.